Antonino Alletto, segretario generale dell'MP, Movimento Polizia. Qualche giorno fa c'è stata la festa della Polizia. Ecco, come valuti questo momento all'interno della Polizia e anche il vostro ruolo? Ma in questo momento noi siamo in una fase di totale riforma nella Polizia di Stato, stiamo modificando il nostro assetto interno, lo stiamo migliorando, lo stiamo adeguando a quelli che sono i sistemi europei. La festa della Polizia finalmente ha una data unica per tutta Italia, mentre prima era a Macchia di Leopardo, adesso il 10 di aprile c'è la festa dei poliziotti dove noi onoriamo non solo il nostro passato, ma il nostro presente e in prospettiva parliamo sempre del nostro futuro. Per quanto riguarda Agrigento, per la festa abbiamo visto premiati i nostri colleghi, è stata una cosa positiva, ci è piaciuta, è stata molto sobria, abbiamo visto pure un nostro maresciallo che dopo anni ha celebrato insieme a noi la festa della polizia alla venerabile età di 92 anni, quindi ci sembra veramente ricordare la nostra storia e quello che abbiamo fatto in tutti questi anni in una provincia difficile qual è la nostra, dove la mafia è presente, la criminalità organizzata, non organizzata, i reati predatori. Ed è proprio, tra l'altro il 20 ci sarà proprio un convegno sulla sicurezza ad Agrigento che faremo a Casa San Filippo qui ad Agrigento. Ecco, il vostro ruolo all'interno anche del sindacato, del corpo della polizia e oggi qui anche come Will. Vabbè, noi intanto chiediamo che ci sia, avete sentito tutti, c'è stata una recente sentenza dove anche i settori militarizzati della Polizia di Stato possono accedere al sindacato, quindi questa è una cosa positiva, spero che questo nuovo modo di fare sindacato dia la possibilità di fare riferimento direttamente a una confederazione grande e democratica come quella della UIL. Per quanto riguarda il ruolo nostro nella Polizia di Stato, vogliamo appunto l'abrogazione di alcune norme che ci vietano l'iscrizione diretta alle organizzazioni confederali. Questo è un grosso limite per la democrazia italiana e per i cittadini poliziotti italiani. Dal punto di vista sicurezza cosa chiedete? Ma noi chiediamo, sembra ormai, noi siamo stati, voi lo sapete tutti, 9 anni senza contratto, non abbiamo mai reclamato questo, abbiamo sempre reclamato mezzi migliori, investimenti sulla sicurezza in termini tecnologici. C'è un miglioramento in tal senso? Ma ultimamente c'è stato uno sblocco, come sapete, quindi, ma non siamo, guarda, basta pensare che l'età media dei poliziotti ad Agrigento è di 47 anni, per non dire poi in tutta Italia che arriviamo a punte di 52 anni. Una polizia vecchia non serve a nessuno, noi abbiamo bisogno di energie continue. Quindi nuovi concorsi? Esatto, noi puntiamo su questo, puntiamo che ci sia un turnover completo, gente che va via e gente che viene rimpiazzata da forze giovani e anagraficamente giovani, non come si è fatto recentemente che bisognava passare attraverso l'esercito per poi assumere i poliziotti, quindi direttamente alla vita civile, i 19enni, 20enni poter partecipare ai concorsi, questo è il nostro obiettivo primario.